Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. L'addio a Pippo Baudo, da stamattina a Roma la Camera Ardente al Teatro delle Vittorie, mercoledì a Militello in Val di Catania i funerali. Il sindaco, dolore enorme, gli amici, era sempre vivace. Il ricordo di Leo Gullotta, era il maestro Manzi della TV. Il monito di Renna, la forza non sta nelle armi, non lasciate i figli per strada. Si è conclusa a Catania la festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. A Naro, in provincia di Agrigento, il sindaco stoppa il concerto di un rapper 18enne. Nei suoi testi l'esaltazione della vita criminale e il disprezzo per lo Stato, spiega il primo cittadino. Vacanze tra i borghi antichi, sono sempre di più a sceglierle, numeri in aumento soprattutto in Sicilia, l'esperienza di Geraci Siculo. A Taormina, successo per la Traviata di Giuseppe Verdi nel suggestivo scenario del Teatro Antico. Calcio, Palermo con la testa all'esordio in campionato al Barbera contro la Reggiana, il finlandese Joronen, prima scelta per rimpiazzare l'infortunato Gomis. Calcio, Catania sconfitto a Crotone 1-0 ed eliminato al primo turno della Coppa Italia di Serie C, decisivo un gol di Murano dopo 9 minuti di gioco, Trapani Corsaro a Picerno, avanti in Coppa Italia. Come avete sentito dai nostri titoli, sono migliaia le persone in fila per ore da stamattina a rendere omaggio a Roma, un commosso omaggio a Pippo Baudo, nella Camera Ardente al Teatro delle Vittorie. Tonino De Mana. Lino Banfi che propone di intitolargli il Teatro delle Vittorie. Fiorello che, ironicamente, chiede di sostituire la statua del cavallo con quella di Pippo, Carlo Conti, che respinge con fermezza ed umiltà di essere il suo erede. E poi la commozione dell'ex moglie Ricciarelli, di Mara Venier, Massimo Lopez, ognuno dà il suo contributo ed un abbraccio sincero a Pippo Baudo, il re del sabato sera che se n'è andato proprio di sabato, facendo capire anche al destino che comandava lui, come sul palco. Ora che Pippo Baudo non c'è più, restano i ricordi, ma soprattutto è tangibile l'amore della sua gente, dei suoi colleghi, dei suoi amici e di quanti lo hanno conosciuto. Di buon mattino, intorno alle 8:30, il feretro arriva al Teatro delle Vittorie di Roma, luogo che lo ha visto tante volte protagonista, scelto dai familiari e dai vertici Rai per allestire la Camera Ardente. Aperta oggi dalle 10 alle 20 e domani dalle 9 alle 12. I funerali si terranno invece mercoledì alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, dove è nato e cresciuto e dove era iniziata la sua passione per lo spettacolo mentre stava ancora studiando giurisprudenza all'Università di Catania, laurea che ha poi conseguito pur non avendo mai esercitato la professione forense. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo per tutti è stato sempre Pippo, suo il record di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni. In tanti lo definivano semplicemente la televisione. Nella sua carriera ha lanciato e rilanciato personaggi come Milva, Mietta, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Eter Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini e molti altri. Celeberrimo il suo "l'ho inventato io", come se scoprire talenti e regalarli alla TV italiana fosse la sua dote, come un papà che guida e guarda i suoi figli spiccare il volo. La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un'epoca della televisione italiana, ma il maestro, partito da Militello Val di Catania, ha già preso i gradi di ambasciatore della sicilianità nel mondo. E adesso andiamo in diretta a Militello in Val di Catania, città natale di Pippo Baudo. Pippo era l'emblema della nostra terra, dicono gli amici. Luca Ciliberti. E Pippo Baudo non aveva mai reciso il cordone ombelicale che lo legava a questa città, Militello, Val di Catania, Borgo dei Borghi, eletto proprio nel 2025, una città che oggi, se non ci fosse stata la morte di Pippo Baudo, sarebbe stata completamente in festa per le celebrazioni del patrono, il Santissimo Salvatore, e invece è una festa velata dalla tristezza per questa scomparsa di un militellese illustre. Alle mie spalle la chiesa della Madonna della Stella, invece l'altra chiesa di Militello, l'altra grande chiesa di Militello che ospiterà i funerali di Pippo Baudo mercoledì pomeriggio. Si stanno preparando tutti a partire dal parroco a questo grande evento. Allora sentiamo Don Giuseppe Luparello. Mercoledì mattina dalle 8 in poi, se tutto procede come si pensa, fino alle ore 13 sarà Camera Ardente, dove chiunque potrà venire a rendere l'ultimo omaggio a Pippo Baudo, e poi alle 16 ecco, ci sarà il funerale
che darà l'ultimo saluto anche cristiano a Pippo Baudo. Rischia di essere troppo piccola questa chiesa per contenere tutto l'affetto dei suoi concittadini, ma anche di tanta gente che verrà da fuori. Credo di sì, però questa è la sua chiesa dove io dico lui ha iniziato in questa chiesa e nella sua chiesa ha voluto terminare il pellegrinaggio terreno. Perché lui qui ha iniziato intorno 7-8 anni a fare il chirichetto, quindi a servire la messa, qui nei locali parrocchiali dove c'è un piccolo teatro ha iniziato la sua attività di presentatore, cantautore, musicista eccetera e quindi ha voluto concludere la sua vita terrena dove è iniziato. Militello vive non solo nel ricordo ma nella presenza costante di Pippo Baudo. Nel centro del paese c'è ancora la storica casa dei genitori, poco fuori dal paese invece la nuova villa dove abitava e abitato per tanto tempo e dove veniva a fare la villeggiatura Pippo Baudo fino a quando le sue condizioni glielo hanno permesso, e qui vivono ancora i suoi amici storici, coloro che con Pippo Baudo hanno condiviso l'infanzia e la gioventù. Sentiamo. Sono stato preso da una tristezza perché insomma sentire che Pippo è vivo, che è a Roma, che in qualsiasi momento uno lo può interpellare, può fare qualche cosa, sentirlo vivo è tutta un'altra cosa. E certo è un grande dispiacere perché ha perduto anche molto la nostra cittadina Militello, verso la quale lui è stato sempre affezionato e che non ha mai tralasciato di visitarla, di abitare qua per 15-20 giorni per riposarsi. Era sempre vivace come era il suo carattere, affettuosissimo come sempre, militellese perché lui quando rientrava qua riprendeva la sua natura di autentico militellese, con tutti i nostri vizi buoni e meno simpatici, sono cattivi e meno simpatici. Ognuno qui a Militello ha un racconto, un aneddoto, un'immagine, una fotografia che si porta dietro. Pippo Baudo è il suo ricordo che resterà evidentemente eterno. Militello sarà un paese in lutto mercoledì prossimo, così come ci ha confermato il sindaco Giovanni Burtone. Allora sentiamo l'intervista e poi la linea può rientrare allo studio. Il paese è ancora addolorato dalla notizia. Pippo era un familiare per tutti noi. Era non soltanto il protagonista che calcava la scena nella RAI, era un amico e con le persone che incontrava quando veniva a Militello non voleva alcuna separazione, non chiedeva servizi d'ordine, camminava da solo in compagnia di amici e con tutti si fermava. Il paese di Pippo Baudo. Non credo che ci siano altri luoghi in cui ci sia questa sovrapposizione. La città ha questo dolore profondo, quindi è un momento vero di sofferenza e quindi noi cercheremo di essere molto sobri. Ricordi del mondo dello spettacolo, anche quello dell'attore Leo Gullotta. Baudo era il maestro Manzi della TV, il riscatto della Sicilia. Sentiamo Leo Gullotta. È giornataccia, è giornataccia. Se n'è andato un pezzo della nostra, di ognuno di noi, storia, un pezzo di televisione, di nazional popolare, di qualità, di eleganza, che ha saputo trasmettere non soltanto nel lavoro, con quello che desiderava e che ha desiderato sempre, la qualità, la professionalità, ma qua da noi in Sicilia diciamo che rappresenta anche e non solo il riscatto di ognuno di noi giovani, si fa per dire, di quello che siamo oggi. La qualità, l'eleganza, il suo Broadway fatto di grande talento, ne ha scoperti tanti di talenti, ma era un po' il maestro Manzi della nostra televisione. Ciao Pippo, grazie di tutto. Naturalmente di Pippo Baudo continueremo a occuparci nelle prossime edizioni. Intanto voltiamo pagina e parliamo della festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata che si è conclusa a Catania con il duro discorso di Monsignor Renna. La forza non sta nelle armi, no alla droga, non lasciate i figli per strada. Che Catania sia più pulita, sicura e accogliente. Adelaide Barbagallo.
Dopo l'annuncio del Giubileo agatino, anno che chiama fedeli e cittadini a un rinnovamento morale e spirituale, a conclusione della festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, a Catania il duro richiamo dell'arcivescovo Renna ai genitori. Molti adulti lasciano i figli per strada, non li mandano a scuola, non gli danno un orario in cui si devono ritirare. Non possono diventare genitori a 15 anni, è colpa di voi adulti. Non vedo più nomi cristiani, ha fatto notare Renna, basta con nomi di attori di fiction e personaggi discutibili, che i ragazzi crescano puri e forti, ma la forza, ha detto l'arcivescovo, non è quella dei muscoli e delle armi. Se qualcuno ha delle armi a casa sua, non è questo il luogo in cui doveva venire stasera. Perché questa gente Sant'Agata la detesta. La fortezza è quella che sa dire di no alla violenza, alla droga, alle armi. L'altro pressante invito ai politici, agli amministratori, agli imprenditori, a chi si occupa di cultura. Via gli interessi personali, via le lotte intestine, via la trascuratezza, via tutto ciò che ha frenato lo sviluppo di questa città. Che Catania sia più pulita, sicura e accogliente. L'appello ai ragazzi, Sant'Agata sia amica della vostra giovinezza. Ai sacerdoti e agli educatori l'invito a dedicare loro del tempo. Tra sventolio di fazzoletti, messe, canti e processioni va in archivio un'edizione storica. Una festa che Antenna Sicilia, Telecolor e siciliaweb.it hanno trasmesso in diretta in tutte le sue fasi. Si tuffa in mare dalla scogliera a Polignano a Mare in Puglia e muore un 23enne di Catania in vacanza con amici. Appena in acqua ha perso conoscenza, quasi certamente per un grave trauma cranico. Il tuffo è avvenuto davanti alla lama monachile di Polignano nel Barese da un'altezza di diversi mesi. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Monopoli, il giovane è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Adesso ci spostiamo a Naro, in provincia di Agrigento, dove il sindaco stoppa il concerto di un rapper 18enne. Nei suoi testi l'esaltazione della vita criminale e il disprezzo per lo Stato, spiega il primo cittadino, Davide Sardo. Un rapper che inneggia alla criminalità non salirà sul palco di Naro. È stata annullata all'ultimo momento l'esibizione di Samuele Nisi, 18 anni, originario di Siracusa, che avrebbe dovuto tenersi questa sera in piazza Garibaldi. La decisione è arrivata direttamente dal sindaco Milko Dalacchi, che non usa mezzi termini. Non è una persona gradita, ho contattato l'associazione che lo aveva invitato ed è stato subito congedato. Il giovane artista, molto seguito sui social, negli ultimi video pubblicati su YouTube, ha esaltato soldi facili, vita criminale, omertà e disprezzo per lo Stato e le forze dell'ordine, arrivando a rendere omaggio a una nota famiglia criminale di Latina, i Di Silvio. Un contenuto inaccettabile, sottolinea il primo cittadino, che ribadisce: se ci fossero state insistenze avrei bloccato io stesso la serata. Il concerto era stato proposto da un'associazione impegnata nell'accoglienza di minori stranieri, ma l'amministrazione comunale prende direttamente le distanze. Il patrocinio era per la discoteca sotto le stelle, non certo per spettacoli che diffondono messaggi contro la legalità, chiarisce Dalacchi. Così nella piccola cittadina barocca la musica è stata fermata prima ancora di iniziare. E adesso parliamo di turismo, perché contro il caos in centro la Proloco di Taormina ha proposto nuovamente l'idea degli ingressi a numero chiuso nel momento di maggiore afflusso, come ad esempio a Ferragosto. Francesco Triolo. A Taormina si fanno ancora i conti sulla marea di turisti che ha affollato la perla dello Ionio negli ultimi giorni, una situazione che a tratti è diventata anche complicata da gestire per via delle tante persone che si sono ritrovate sul corso Umberto. Così è tornato d'attualità il tema del numero chiuso degli accessi a Taormina, soprattutto ad agosto e nei momenti clou della stagione turistica, in occasione ad esempio degli spettacoli al Teatro Antico nelle 2 settimane a cavallo proprio di Ferragosto. La proposta è della Proloco di Taormina, presieduta da Sergio Spadoni, che da anni ha sposato l'idea del numero chiuso e dell'opportunità di spostare le manifestazioni di grande richiamo in un periodo di meno affluenza turistica.
La nostra non vuole essere sicuramente una crociata, ma è un invito agli organi gestori istituzionali competenti che possono e che debbono calmierare un pochino questi afflussi e quindi evitare, ove possibile, la presenza e la partecipazione di questi eventi in quel periodo particolare. Intanto ci sono sempre più famiglie che preferiscono trascorrere le proprie vacanze negli antichi borghi, numeri in aumento, soprattutto in Sicilia. Siamo stati a Geraci Siculo. Marco Gullà. Un paesaggio da favola, un paesaggio da vacanza, no al mare, no alla montagna, no alla campagna, sì al borgo. I turisti che preferiscono infatti trascorrere le proprie ferie immersi nei borghi italiani sono in aumento e negli ultimi anni la Sicilia si è confermata terra di forti tendenze in questa fetta di turismo. Qui siamo a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, un borgo di 1600 abitanti incastonato nelle Madonie, natura, cibo, cultura e arte, quello che cercano molti turisti per staccare dalla quotidianità. Abbiamo avuto un incremento negli ultimi 5-6 anni, un incremento di turisti di circa il 190% e i turisti chiedono degli aspetti specifici che solo i borghi italiani possono dare. La nostra attrazione più forte è quella di rendere la possibilità di vivere il borgo, di far toccare con mano ai nostri visitatori, ai nostri ospiti la vita vera all'interno di un borgo. Il vicolo fiorito, la famiglia che ti apparecchia una tavola con prodotti che sanno di casa, l'albergo diffuso Keywords della vacanza in un borgo. Il senso di pace ti inebria, è una sensazione fantastica, ti affacci e sei veramente nell'ombelico del mondo, vedi tutto quello che è quella parte della Sicilia che i nostri occhi non sono più abituati a vedere, quindi perché non venire? Tranquillità e poi io vengo da tantissimi anni ormai qui e quindi mi trovo bene, c'è il fresco. Un turismo che cresce e anche molti stranieri decidono di trascorrere parte delle loro vacanze nei borghi italiani. Adesso c'è la pubblicità, poi parliamo di spettacolo. Al Teatro dell'Efebo di Agrigento è andato in scena Notturno Pirandelliano, un dittico che unisce due capolavori di Pirandello con la regia di Corrado Tedeschi e Davide Sardo. È un viaggio intenso tra vita, identità e attesa, quello che ha emozionato il pubblico del Teatro dell'Efebo ad Agrigento. In scena Notturno Pirandelliano, dittico che intreccia due grandi capolavori di Luigi Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca e All'uscita. Un allestimento sobrio e intimista dove silenzi, ombre e una luce essenziale hanno disegnato un paesaggio dell'anima, rendendo protagonisti tanto la parola quanto l'interpretazione degli attori. A vestire i panni dell'uomo dal fiore in bocca, Corrado Tedeschi. È un testo talmente perfetto che non va assolutamente recitato, va solo accompagnato, perché poi tutto il resto l'ha fatto Pirandello. Io credo che, io ero anche amico di Dino Risi, uno dei più grandi registi della nostra storia, che mi diceva che secondo lui è il più grande monologo, che nasce come dialogo ma poi diventa monologante, il più grande monologo che sia mai stato scritto, e quindi io mi avvicino a questo ogni volta, lo faccio da 25 anni, mi avvicino con tutto il rispetto possibile e immaginabile, perché è un gioiello assoluto. Lo spettacolo rientra nel cartellone della settimana pirandelliana, 36esima edizione, confermando ancora una volta l'attualità senza tempo del drammaturgo agrigentino. A Taormina successo per la Traviata di Giuseppe Verdi nel suggestivo scenario del Teatro Antico Adelaide Barbagallo. La storia di Alfredo e Violetta nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina con la regia di Enrico Castiglione. Ad interpretare la protagonista di Traviata, inserita in quella che può essere definita la trilogia popolare di Giuseppe Verdi, è il soprano Besa Luigi. Ad interpretare Alfredo il tenore Raffaele Abete in sostituzione dell'indisponibile Pablo Karaman. Gangson Kim era Germond, spalti strapieni e 10 minuti di applausi alla fine. Convincente la scenografia con un cuore formato tutto da camelie.
Orchestra diretta a Stefano Vignati e coro Vincenzo Bellini da Pietro Valguarnera. In scena anche il corpo di ballo Coreos. Poi torniamo con il calcio. Parliamo di calcio. Dopo la convincente prestazione contro la Cremonese e il passaggio del turno in Coppa Italia, il Palermo lavora per l'esordio in campionato al Barbera contro la Reggiana. Marco Gullà. È la settimana che porta all'esordio in campionato. Sabato al Barbera il Palermo taglia il nastro del suo torneo giocando contro la Reggiana. Il rosanero, dopo il passaggio del turno in Scopa, dobbiamo avere questo spirito e lottare su ogni pallone. Il mister già dall'inizio ci ha detto che la cosa più importante è il sacrificio. Noi oggi l'abbiamo attuato e sono convinto che con questa... Catania sconfitto a Crotone 1-0 ed eliminato al primo turno della Coppa Italia di Serie C, decisivo un gol di Murano dopo 9 minuti di gioco. Sergio Colosi. A Lezio Scida si è visto soltanto a tratti il Catania brillante disegnato dalla società e preparato da Toscano. I rossazzurri salutano la Coppa Italia di Serie C contro un Crotone appena sufficiente che ha riscattato la doppia consecutiva eliminazione ai rigori. Con 7 assenti, stesso 11 dell'amichevole di domenica scorsa al Massimino. Al nono l'episodio decisivo, Crotone in vantaggio. Sul traversone di Maggio l'inserimento aereo di Murano è vincente in una difesa avversaria distratta. Il Catania, con il lutto al braccio per la scomparsa di Pippo Baudo, accusa il colpo e fatica nella costruzione del gioco. Il potenziale di Toscano si esprime a sprazzi, ma di positivo c'è che anche in una serata non da ricordare le uniche azioni le firma il Catania, che si accende nel finale di tempo e meriterebbe il pari. Al minuto 41 Casasola calcia di destro sull'esterno della rete. Più pericolosa l'azione del 44esimo costruita sull'asse Ciccarelli-Donnarumma, con il destro di Corbari respinto da Merelli. Nella ripresa dentro Aloe e Lunetta per Corbari e Gimenez. Ciccarelli viene murato dalla difesa rossoblù. Ancora cambi, prima Martic e poi D'Andrea. La formazione etnea, spinta da oltre 600 tifosi, attacca. Merelli c'è su un piazzato di Donnarumma e salva l'1-0 finale. Da domenica in casa contro il Foggia sarà campionato e ci si aspetta un Catania più continuo e attento. Trapani avanti in Coppa Italia, in trasferta a Picerno per 5-4, ha vinto dopo i calci di rigore. Nel secondo turno i Granata affronteranno il Sorrento. Franco Cammarasana. Supera il primo turno di Coppa Italia il Trapani, ma ha dovuto ricorrere ai calci di rigore per avere la meglio su un Picerno ben organizzato che alla sua prima vera azione offensiva al 39esimo si è portato in vantaggio con una rete siglata da Samuel Pugliese. Il Trapani, sceso in campo con 2 soli uomini della passata stagione, Ciotti e Carriero, ha tenuto comunque bene il campo, sfiorando più volte il gol del pari, arrivato all'88esimo con Fischnaller, bravo a capitalizzare un cross di Benedetti. Nella lotteria dei rigori, decisivo il portiere Granata Galeotti, che ne ha parati 2 su 4, consentendo così al Trapani di passare al turno successivo, dove affronterà il Sorrento, che ha vinto il derby con la Salernitana, anche questo ai calci di rigore. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.